Un botto, ma era forte cortivo, un botto forte. Ha preso paura? Oh Dio, pensai fosse andato da casa a me. Una bomba, i vetri hanno tremato, però sai magari... Avete preso paura? Sì. La deflagrazione è stata potentissima e ha scosso il cuore dei Colli del Prosecco, a Guia di Valdobbiadene, una passione fatale spesso ai limiti della legalità, quella costata la vita ad Attilio Frare, 56 anni, morto per l'esplosione di un residuo della Grande Guerra. Durante il maneggio di un ordigno risalente alla Prima Guerra Mondiale, causa un'errata manovra, lo stesso esplodeva e il soggetto decedeva sul colpo. Lui era da solo? Sì, era da solo, era nel suo garage ricovero attrezzi. Sono le 13 quando nella zona dell'esplosione, oltre ai sanitari del SUEM 118, arrivano i vigili del fuoco e gli artificieri dell'arma. È toccato a loro mettere in sicurezza con pazienza chirurgica l'intera area, così da consentire ai colleghi del comando di Vittorio Veneto di procedere con i rilievi. Il timore per tutto il pomeriggio è stato quello di un effetto a catena. Sono in corso le valutazioni da parte degli artificieri di Padova per poter catalogare con la massima precisione se tutti gli altri involucri di altri ordigni della stessa tipologia possano essere attivi oppure no. Era la sua passione questa di questo signore? Verosimilmente sì, a giudicare dal numero di involucri che erano lì presenti, assolutamente. L'area verrà sequestrata? Sì, fino al termine di queste attività. Una passione nota a Valdobbiadene. Nel 2022 Frare, gravato da alcuni precedenti di polizia, aveva anche dato vita a un'associazione Valdo Storica e aveva pure allestito delle mostre aprendole al pubblico. È una vicina di casa a raccontare un episodio che con il senno del poi farà brividire. Ma pensai che l'avesse messo, perché 15 anni fa a me toccava che mi ha bruciato tutto l'orto qua e dopo è andato agli artificieri e invece si vede che la continua ancora. Frare lascia una compagna e una comunità attonita, ma sono in corso ulteriori approfondimenti. L'area verrà sequestrata? Sì, fino al termine di queste attività.